Lizzano, Buoso Arianna, Giusto Alessandra, Boato Giuseppe, Comiso Giovanni, Marchesan Rocco, Barbaro Riccardo, Bortolossi Filippo, Manzano Lorenzo, Massia Evaristo, Lomassala Andrea, Capiotto Giacomo, Miolo Carlo, Conte Rosanna, Dell'Alta Tamara, Fava Marco. Procediamo ora alla nomina di 3 scrutatori, che per prassi sono 2 di maggioranza e 1 di opposizione. Designo quindi come scrutatori i consiglieri Bortolussi, Vanzan e De Lazzari. I consiglieri hanno interrogazioni pertinenti da presentare? Nessuna. Passiamo all'esame del primo punto dell'ordine del giorno, che recita: surroga del consigliere comunale dimissionario, il signor Alessandro Golini, esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità del consigliere neoeletto. Con nota presentata personalmente al protocollo dell'ente in data 24 giugno 2016 al numero 20.904, il signor Alessandro Golini ha assegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Richiamato l'articolo 28, comma 8 del decreto legislativo numero 267 del 2000, che disciplina le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, stabilendo che le stesse sono irrevocabili una volta assunto il protocollo del comune e sono immediatamente efficaci, ritenuto necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario, visto l'articolo 45 del decreto legislativo numero 267 del 2000, il quale stabilisce che il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, visto il verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione elettorale del 6 giugno 2016 e rilevato che il primo dei non eletti della lista civica Golini sindaco, cui appartiene il consigliere dimissionario, è il signor Vittorio Emanuele Dalla Bella, preso atto che nella seduta consigliare del 23 giugno 2016, prima seduta svolgersi dopo la tornata elettorale, il consigliere dimissionario Alessandro Golini, in qualità di capogruppo della lista civica Golini sindaco, ha espressamente dichiarato che la lista stessa viene rinominata in liberi e trasparenti, dato atto che nessuno dei presenti ritiene sussistano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, si propone al Consiglio di deliberare come segue: di surrogare il consigliere dimissionario signor Alessandro Golini con il primo dei non eletti che ha manifestato la volontà di accettare la carica della stessa lista di appartenenza, liberi e trasparenti, signor Vittorio Emanuele Dalla Bella, e di convalidare l'elezione consigliere del signor Vittorio Emanuele Dalla Bella. Procediamo alla votazione palese per la convalida degli eletti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Invito il signor Emanuele Dalla Bella a prendere posto tra i consiglieri. Pertanto invito i rappresentanti del gruppo Liberi e Trasparenti a designare il capogruppo. Consigliere Fava. Grazie Presidente. Il capogruppo del gruppo Liberi e Trasparenti sarà il sottoscritto. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che recita: costituzione e nomina delle commissioni consigliari permanenti. Passo la parola al Sindaco per l'esposizione. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. L'articolo 38,6 del decreto legislativo 267 del 2000 stabilisce che quando lo Statuto lo prevede il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. L'articolo 28 dello Statuto vigente prevede che il Consiglio Comunale si articola in commissioni consigliari permanenti a rappresentanza proporzionale elette con voto uninominale, tenendo conto nel complesso delle commissioni del diritto di rappresentanza di tutti i gruppi.
L'articolo 7 del vigente regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che il Consiglio Comunale provvede alla costituzione al suo interno, con voto palese, per tutta la sua durata in carica delle commissioni consigliari permanenti, stabilendone il numero dei componenti in modo che siano rappresentati con criterio proporzionale complessivamente in tutti i gruppi regolarmente costituiti. Si rende pertanto necessario procedere alla definizione del numero delle commissioni consigliari, alla definizione del numero dei componenti di ciascuna commissione, alla nomina dei componenti di ciascuna commissione. Ricordo che attualmente le commissioni erano 3, così divise: la prima commissione pesca e attività produttive, la seconda commissione lavori pubblici, territorio, ambiente e urbanistica e la terza commissione turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali. Per tale deliberazione prevista votazione palese, passo la parola al segretario che spiegherà le modalità di voto. Ecco, si tratta di una deliberazione in cui ci sono come minimo due votazioni. La prima riguarda la costituzione, così come tracciata, delineata dal sindaco, delle commissioni. Numero delle commissioni, 3 commissioni, con gli affari di competenza come descritti dal sindaco, e con la composizione in ciascuna, una composizione che prevede la presenza di 5 consiglieri. Quindi la prima votazione che riguarda questo aspetto, una seconda votazione che il regolamento prevede deve essere svolta in forma palese, che dal momento in cui ci fosse la convergenza di tutti i gruppi, nel senso di prevedere la presenza di 3 consiglieri di maggioranza e 2 di opposizione ripartiti in entrambi i gruppi, potrebbe essere anche un'unica votazione palese per la composizione di tutte le commissioni, così come dalle designazioni fatte dai singoli gruppi capigruppo. Quindi la prima votazione in questo momento potete farla per quanto riguarda la composizione delle commissioni e gli affari di competenza di ciascuna. Votazione palese, quindi voti favorevoli? Contrari? Invito ora i capigruppi a proporre le candidature per l'elezione della prima commissione pesca e attività produttive, per la seconda commissione lavori pubblici, territorio, ambiente e urbanistica e per la terza commissione turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali. Capogruppo Lo Massaro. Buonasera. Lista di maggioranza propone per la prima commissione pesca e attività produttive i consiglieri Lo Massaro Andrea, Bortoluzzi Filippo e Vanzan Lorenza, mentre per la seconda commissione lavori pubblici, territorio, ambiente e urbanistica propone Lo Massaro Andrea, Tomassia Evaristo, Capiotto Giacomo. La terza commissione, turismo, sport e servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali, Bortoluzzi Filippo, Giacomo Capiotto e Vanzan Lorenza. Grazie. Capogruppo Miollo. Sì, noi proponiamo per la prima commissione Tamara De Lazzari, per la seconda commissione Conte Rosanna, la terza commissione Tamara De Lazzari. Grazie. Grazie. Capogruppo Favaro. Sì. Il gruppo Liberi e Trasparenti designa per la prima commissione pesca e attività produttive il consigliere Vittorio Emanuele Tarabella, per la seconda commissione lavori pubblici, territorio, ambiente e urbanistica il consigliere Marco Favaro, per la terza commissione il consigliere Vittorio Emanuele Tarabella. Grazie. Mettiamo quindi ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. No. Ok. Per la composizione così proposta mettiamo i voti favorevoli, contrari, astenuti.
Quindi mettiamo i voti immediati sull'utilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Bene, passiamo all'esame del terzo punto all'ordine del giorno, che recita nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta. Passo la parola al sindaco per l'esposizione. Vista la propria deliberazione numero 13 del 24 marzo 2011, con la quale si è decisa la trasformazione dell'istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale, visto l'articolo 56,4 dello Statuto Comunale, che prevede espressamente il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con distinte deliberazioni in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre eleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. Visto l'articolo 10 dello Statuto dell'azienda speciale Don Moschetta, approvato con la citata deliberazione consiliare numero 13 del 2011, che dispone: l'azienda speciale è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 2 membri, escluso il Presidente, scelti al di fuori del Consiglio Comunale, a coloro che dimostrino una particolare motivazione da affrontare i problemi socio-assistenziali e che abbiano i requisiti per la nomina del consigliere comunale. La nomina del Consiglio di amministrazione del Presidente compete al Consiglio Comunale secondo i criteri previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Statuto. L'elezione dei consiglieri di amministrazione dell'azienda speciale viene effettuata a maggioranza con il sistema del voto segreto, mediante l'indicazione da parte di ciascun consigliere comunale di un solo nominativo. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Nel Consiglio di amministrazione deve essere rappresentata la minoranza consiliare. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante designato dalle minoranze, sarà chiamato a far parte, in sostituzione dell'ultimo eletto in rappresentanza della maggioranza, il rappresentante designato dalle minoranze che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Per tale deliberazione è prevista votazione segreta. Invito i capigruppi a designare i candidati. Capogruppo Massaro. La maggioranza propone Enrichese Laura, già candidata alla lista Siluri, sindaco. Grazie. Capogruppo Miollo. No, noi proponiamo il dottor Giovanni Gallo. Si tratta del candidato consigliere. Preciso. Ok. Capogruppo Favaro. Sì, noi ci associamo alla candidatura già presentata dal capogruppo Miollo, ossia il dottor Giovanni Gallo. Grazie. Invito i consiglieri ad indicare un solo nominativo nella scheda segreta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza.
12 Borghese e 5 Gallo. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che recita nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta. Passo la parola al Sindaco per l'esposizione. Vista la propria deliberazione numero 13 del 24 marzo 2011, con la quale si è decisa la trasformazione dell'istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale, visto l'articolo 56,4 dello Statuto Comunale che prevede espressamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base dei requisiti previsti nella normativa vigente con distinte deliberazioni in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti, non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri comunali circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali. Visto l'articolo 23,1 dello Statuto dell'azienda speciale Don Moschetta, approvato con la citata deliberazione consigliare numero 13 del 2011, che dispone il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto con votazione segreta a maggioranza dal Consiglio Comunale nella seduta in cui si provvede all'elezione del Consiglio di amministrazione con votazione separata. Per tale deliberazione è prevista votazione segreta. Invito i capigruppi a designare i candidati. Capogruppo Massaro. Maggioranza propone Carè Giovanni, nato a Cave 18/09/1944. Grazie. Ci sono interventi? Capogruppo Miollo. Sì, no, nel senso che è una candidatura che non si trova assolutamente in condivisione, perché riteniamo di porre l'attenzione su questa candidatura visto un trascorso di altissimo spessore politico da parte della persona proposta dalla maggioranza. Significherebbe come politicizzare e dichiarare una forte apertura e forte politicizzazione di una struttura che invece non dovrebbe prestarsi a questo tipo, diciamo, di azioni. Quindi noi su questo siamo contrari e proporremo al nostro candidato in alternativa nella figura di Luca Antelmo. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Capogruppo. Ecco, mi sia permessa una brevissima premessa prima di presentare il nome del nostro candidato. Dunque, noi in questi ultimi tempi abbiamo avuto occasione di incontrare persone che o come in quanto lavoratori, operatori della casa di riposo, o persone che comunque hanno, in quanto familiari, hanno ospiti all'interno della casa di riposo. Abbiamo riscontrato che la situazione in cui versa la nostra casa di riposo di Caldo Don Moschetta è una situazione che presenta delle criticità, una situazione che vede delle situazioni di disagio, soprattutto dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista professionale, addirittura il disagio che si ripercuote anche sul piano umano in termini di qualità della vita, dell'ambiente lavorativo delle persone. Tutto questa situazione necessariamente si ripercuote in modo negativo sulla qualità del servizio offerto verso gli ospiti. Allora, non è questa la sede e l'occasione per aprire una discussione su questo tema, tuttavia ritengo importante richiamare l'attenzione del Consiglio Comunale su questo aspetto, perché io credo che noi crediamo che debba essere dedicata una grande attenzione verso la casa di riposo per affrontare con determinazione e senza paura quei nodi che sono alla base di questa situazione. Da questo punto di vista, quindi, il passaggio di oggi, cioè la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e quindi anche del Presidente, è un passaggio importante, se non addirittura decisivo. E noi crediamo che
la configurazione del nuovo Consiglio di amministrazione debba essere una configurazione all'insegna della discontinuità, del cambiamento, proprio perché il Consiglio di amministrazione deve essere quell'organo libero anche di affrontare a viso aperto le situazioni che prima andavo accennando. Chiusa la premessa, la candidatura che noi proponiamo è nella persona di Franco Vicentini, già componente della lista civica Alessandro Bolin Sindaco. Grazie. Grazie, capogruppo Favaro. Chiede la parola al Sindaco. Grazie Presidente. Le criticità della casa di riposo sono ben note a questa amministrazione, sia con riferimento alla necessità della riqualificazione, sia con riferimento a quello che è occorso in quest'anno di commissariamento, dove l'azienda speciale ha perso i posti letto non autosufficienti, sia legate anche alla gestione del personale, che sono argomenti assolutamente noti. Io, prima che poi si metta al voto la nomina del Presidente, volevo però, sia nella veste di Sindaco dal 2012 al 2015, sia nella veste di Sindaco oggi, ringraziare l'operato svolto dall'intero Consiglio di amministrazione uscente, ma soprattutto volevo ringraziare la Presidente uscente Anna Maria Catto, perché per 19 anni ha dedicato il suo lavoro alla nostra casa di riposo, una realtà che è diventata un'eccellenza nella nostra regione, nel nostro Veneto d'Italia sicuramente, anche grazie al suo operato. Mi sia consentito anche di spendere una parola sulla candidatura che la maggioranza ha effettuato nella persona di Giovanni Carrer, perché Giovanni Carrer è una persona che è ben legata, ben noto, alla conoscenza del contenuto dei problemi socio-assistenziali del nostro territorio. Ricordo che è una persona che ha anche svolto in passato, seppur nelle vesti di rappresentante dell'allora minoranza, un ruolo all'interno del Consiglio di amministrazione, quindi sicuramente ha le capacità, le attitudini, il tempo e la volontà di dedicarsi alla nostra comunità. Grazie Sindaco. Invito i consiglieri ad indicare un solo nominativo nella scheda segreta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza. Dodici Carrer, 2 Vicentini e 3 Antenni. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 0.
Passiamo all'esame del quinto punto all'ordine del giorno, che recita nomina della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Passo la parola al Sindaco per l'esposizione. Richiamato l'articolo 13 della legge 10 aprile 1951 numero 287, modificato dalla legge 5 maggio 1952 numero 405 e dalla legge 27 dicembre 1956 numero 1441, recante norme sul riordinamento dei giudizi di assise, e preso atto che lo stesso articolo prevede che in ogni comune sono formati, a cura di una commissione composta dal sindaco o un suo delegato che la presiede e da 2 consiglieri comunali, 2 distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti di assise di appello. Rilevato che i consiglieri eletti con deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 del 21 giugno 2012 sono decaduti per effetto del rinnovo del Consiglio Comunale in seguito alle elezioni amministrative tenutesi il 5 giugno 2016, si ritiene necessario procedere pertanto alla nomina dei nuovi componenti. Per tale deliberazione è prevista votazione segreta. Invito i capigruppi a dare indicazioni per le candidature. Capogruppo Massaro. Maggioranza propone Camassia Evaristo. Grazie. Capogruppo Mionno. Noi proponiamo Marco Favaro. Grazie. Capogruppo Favaro. Accettiamo la proposta del capogruppo Mionno. Invito i consiglieri ad indicare un solo nominativo nella scheda segreta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza. Tavolo 5, Camassia 12. Mettiamo in voto l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo all'esame del sesto punto all'ordine del giorno, che recita nomina del consigliere di minoranza in seno all'AMA, banda cittadina. Passo la parola al Sindaco per l'esposizione. Con deliberazione propria numero 25 del 28 maggio 1992 è stato approvato il nuovo regolamento della banda musicale cittadina. L'articolo 7 di detto regolamento stabilisce che in rappresentanza del Consiglio Comunale fanno parte del Consiglio direttivo dell'ANAB con diritto di voto il consigliere della minoranza e di diritto l'assessore alla pubblica istruzione. Richiamata la propria deliberazione numero 47 del 21 giugno 2012,
con la quale è stato nominato il rappresentante del Comune in seno al Consiglio direttivo di detta associazione e, dato atto che lo stesso è da ritenersi decaduto per effetto del rinnovo del Consiglio Comunale che lo ha nominato, si propone pertanto di nominare il consigliere comunale in seno all'anno per quota della minoranza. Invito i capigruppo a designare i candidati. Capogruppo Massaro. Essendo compimento necessario di minoranza, secondo lo Statuto della Banda, la maggioranza non dà indicazioni di voto. Grazie. Capogruppo Miollo. Sì, noi per questo ruolo proponiamo il nome di Carlo Miollo. Grazie. Capogruppo Favaro. Anche noi appoggiamo la candidatura di Carlo Miollo. Bene. Invito i consiglieri ad indicare un solo nominativo nella scheda segreta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza. Abbiamo 5 voti e 12 scalinati. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Passiamo all'esame del settimo punto all'ordine del giorno, che recita: nomina rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al Consiglio di amministrazione della Proloco. Passo la parola al Sindaco per l'esposizione. Ricordato che con atto direttorio numero 37.218 del 19 settembre 1987 è stata costituita l'associazione Proloco, denominata Associazione Proloco Porto Santa Margherita, Duna Verde e Caule, visto l'articolo 6 dello Statuto di detta associazione, che in conformità alla legge regionale numero 45 del 1983 allora vigente, prevedeva che nel Consiglio di amministrazione doveva essere presente di diritto la rappresentanza dell'amministrazione comunale con 3 consiglieri eletti dalla stessa, di cui uno appartenente alla minoranza consigliare, richiamata la precedente deliberazione propria numero 48 del 21 giugno 2012, con la quale sono stati nominati i suddetti rappresentanti, rilevato che detti rappresentanti sono scaduti sia per effetto dell'articolo 6 dello Statuto che per effetto del rinnovo del Consiglio Comunale in seguito alle elezioni amministrative tenutosi il 5 giugno scorso, visto il nuovo Statuto della Proloco, il quale l'articolo 6 prevede nuovamente una rappresentanza dell'amministrazione comunale in Consiglio di amministrazione, nulla specificando in merito al numero dei componenti della rappresentanza, ritenuto pertanto opportuno confermare la composizione della rappresentanza del Comune e procedere alla nomina del numero 3 nuovi componenti, tanto si propone di
deliberare il Consiglio Comunale. Invito i capigruppi a dare le indicazioni per le candidature. Capogruppo Massaro. La maggioranza propone Tamassi Evaristo e Vanzalo Lorenzo. Capogruppo Miorio. Sì, noi proponiamo Fernando Conte. Grazie. Capogruppo Favaro. Noi ci associamo alla candidatura di Rosanna Conte. Grazie. Invito i consiglieri ad indicare un solo nominativo nella scheda segreta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza. Sei Massia, 6 Vanzante e 5 Conte. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo all'esame dell'ottavo e ultimo punto dell'ordine del giorno, che recita nomina di rappresentanti comunali all'interno della Commissione del Mercato Ittico. Passo la parola al Sindaco per l'esposizione. Con propria deliberazione numero 53 del 29 luglio 2014 è stato approvato il regolamento comunale del mercato ittico. Dato atto che il regolamento suddetto all'articolo 6, primo e secondo comma, prevede testualmente: presso il mercato ittico è istituita ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale del Veneto numero 20 del 30 marzo 1979 un'apposita commissione presieduta dal sindaco o un suo delegato. La commissione è attualmente così composta: sindaco o suo delegato, il dirigente del settore attività produttiva del comune di Caorle o suo delegato, numero 2 rappresentanti eletti dal consiglio comunale di cui uno scelto dalla minoranza, numero 1 rappresentante dei grossisti, numero 1 rappresentante dei minutisti, numero 3 rappresentanti dei produttori che rappresentino le diverse categorie della pesca, numero 1 rappresentante dei sindacati dei lavoratori, il responsabile del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di zona o altro veterinario da questo delegato. Scusate. Ritenuta quindi la necessità di provvedere all'elezione dei 2 rappresentanti dell'amministrazione comunale eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno scelto dalla minoranza, così come previsto dall'articolo 6 del predetto regolamento, in seno alla Commissione per il mercato ittico, al fine di garantire il funzionamento dell'organismo suddetto, con schede segrete e voto uninominale, si propone di deliberare il Consiglio su questo punto. Volevo solo fare 2 precisazioni prima che il Presidente chiede ai capigruppo l'indicazione. L'articolo 6 della Commissione di mercato, nel riferire che il Consiglio Comunale deve eleggere 2 rappresentanti da parte del Consiglio Comunale, non intende che devono essere consiglieri, nel senso che l'interpretazione che viene data è che possa essere anche un soggetto, un
non consigliere, oppure il soggetto consigliere di ispezione dei capigruppo. E poi c'è un'altra precisazione sul fatto che il comma 8 dell'articolo 6 nel riferire la commissione dura in carica al massimo 5 anni decade con la cessazione del mandato dell'amministrazione che l'ha nominata, quindi l'intera commissione è decaduta, non solo i componenti del Consiglio Comunale. Invito i capigruppo a dare l'indicazione per le candidature. Capogruppo Massaro. La maggioranza propone Diego Marchesan, già candidato della lista Luciano Strudi sindaco. Grazie. Capogruppo Miollo. Sì, noi proponiamo Vittorio Emanuele Dalla Bella. Grazie. Capogruppo Favaro. E ovviamente sosteniamo la candidatura di Vittorio Emanuele Dalla Bella. Grazie. Invito i consiglieri ad indicare un solo nominativo nella scheda segreta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza. Marchesan e 5 Dalla Bella. Grazie. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Grazie.